tutti e ben ritrovati. Quest'oggi parliamo delle ciliegie di Marostica, un prodotto coltivato appunto a Marostica in provincia di Vicenza, dove c'è un clima particolarmente favorevole per la produzione di questo prodotto. Le ciliegie di Marostica sono IGP dal 2001 e quindi questo garantisce che l'agricoltore le debba produrre seguendo un rigido disciplinare. Di conseguenza questo garantisce anche a noi un ottimo prodotto. Quest'oggi per questa torta gli ingredienti che utilizzeremo sono le ciliegie appunto di Marostica che io ho precedentemente snocciolato e tagliato a piccoli pezzi, il burro, il sale, il latte, il lievito e le uova, la farina e lo zucchero di canna. Iniziamo mettendo il burro in una terrina che si sarà leggermente sciolto e lo andiamo ad amalgamare con lo zucchero. Mescoliamo un pochino e andiamo ad aggiungere anche il pizzico di sale. A questo punto, quando il burro è stato amalgamato con lo zucchero, andiamo ad aggiungere uno alla volta le uova. Andiamo anche questo ad amalgamarlo e poi aggiungiamo l'altro. Il lievito lo andiamo a sciogliere direttamente nel latte e poi lo andiamo ad aggiungere al nostro impasto. A questo punto, quando abbiamo sciolto il lievito, andiamo ad aggiungere il latte un po' alla volta. Aggiungiamo la farina un po' alla volta. Eventualmente setacciamola. Raggiunto la farina andiamo ad aggiungere le nostre ciliegie precedentemente tagliate e denocciolate e mettiamo l'impasto in una tortiera con della carta forno. La nostra torta di ciliegie è pronta e io vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao e grazie!